Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sui sacramenti parlando del matrimonio. Questo sacramento ci condusse nel cuore del disegno di Dio, che è un disegno di alleanza col suo popolo, con tutti noi, un disegno di comunione. All'inizio del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, a coronamento del racconto della creazione si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno un'unica carne. L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale, è l'uomo e la donna, tutti e due, non soltanto il maschio, l'uomo, non soltanto la donna, no, tutti e due. E questa è l'immagine di Dio, è l'amore, l'alleanza di Dio con noi, è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello, è molto bello.